Il problema è che i cittadini lamentano ogni giorno una stazione di degrado che è paurosa e durante la mattina, anche per andare alle poste, le signore anziane hanno una paura di uscire con magari la pensione ritirata e all'imbrunire verso le 5 è da avere paura. Riccardo Brunello, consigliere di municipalità a Mestre per Prima il Veneto, è uno degli aderenti al nuovo gruppo politico nato dopo una scissione dalla Lega che ha inscenato una protesta contro il degrado urbano e la microcriminalità in terraferma. Per renderla più scenografica è stato portato un water in Piazzale Donatori di Sangue, un tempo Piazzale Sicilia, che sarebbe il regno incontrastato dei senza tetto italiani e stranieri. Qua fanno escrementi, pisciano, non c'è ritegno e non c'è nessuno che venga a fare nulla. La città è abbandonata. Dopo aver abbandonato la Lega, gli attivisti di Prima il Veneto si sono già dati molto da fare per farsi conoscere dai cittadini. Questa è una delle iniziative che abbiamo organizzato sul territorio per dire basta ai bivacchi, basta al degrado, basta alla sporcizia che regna ormai sovrana un po' in tutte le zone della terraferma. Non si può aver paura di passeggiare nella propria città, aggiunge Patrizia Peretti, anche in pieno centro. Siamo stanchi di aver paura di girare nella nostra città, di dover stare attenti a dove si cammina, di non poterci sedere su una panchina perché sono occupate da persone che bivaccano tutto il giorno, stanno lì, creano sporcizia, risse. Simbolo di tutto questo per Prima il Veneto è il water che è stato sistemato nel piazzale. È ora di dire basta, abbiamo provocatoriamente messo qui questo VC per dire quello che è diventata la nostra città.